Ciao a tutti ragazzi e ragazze, giovedì 6 febbraio 2025 presso l'abbazia della Vangadizza a Badia Polesine in provincia di Rovigo, organizzato dal Scuderia Ferrari Club di Rovigo con il patrocinio del comune di Badia Polesine in provincia di Rovigo, è stato presentato il libro Formula 1 Backstage, storia di uomini in corsa, dell'autore ex pilota di Formula 1 Riccardo Patrese, cittadino badiese. Ha svelato alcuni aneddoti quando si correva al Gran Premio di San Marino nel circuito di Imola. Io, tutti i Gran Premi di Imola, finite le prove, prendevo la mia macchinina e venivo a dormire qua. E ripartivo la mattina alle 6 per tornare a Imola per fare le prove ai Gran Premi. Ora Riccardo, residente in quel di Padova. Ho avuto la fortuna anche di fare a Riccardo delle domande riguardo la preparazione atletica nei piloti di automobilismo, perché tema delle mie 2 tesi di laurea in scienze motorie e nel corso di laurea magistrale scienza e tecnica dello sport sul tema della preparazione atletica nei piloti di automobilismo. Ovviamente poi vi porterò i video, ve l'avevo anche promesso. Quindi ragazzi e ragazze, godetevi l'intera serata, l'intera chiacchierata e dai che andiamo. Vedo che Sono per me, no, sono anche per il nostro appena vedo che il libro è già andato via tutto, quindi possiamo anche chiuderla qui. Grazie per essere partecipato, ci rivediamo alla prossima. Va bene, cominciamo come si deve. Ho compiuto da poco 70 anni, non ho rimpianti, credo di essere stato privilegiato e fortunato per molte ragioni nella mia vita privata e nella mia avventura professionale. Sono sereno e soprattutto sono vivo. Ogni tanto, guardando indietro, mi pare un miracolo perché le corse sono pericolose e in epoche diverse da questo lo sono state ancora di più. Quando penso alla mia carriera ritrovo un'infinità di immagini impressionanti che mi fanno dire sono un sopravvissuto. Signore e signori, Sua Maestà Riccardo Patrese. molto numerosi, mi fa molto piacere perché tra l'altro sappiamo bene che ho origini badiesi molto profonde, quindi è come essere a casa qui con voi, per cui vedervi qui mi fa molto piacere. Non anticipavi le domande però. No, Ti piace la monoposto che ti abbiamo preparato qui? Ti ricorda? Sì, mi ricorda, quella dell'83 che era molto sdraiata e molto in avanti, che era la BT52, quella per cui ha vinto Piquet, io ho vinto il Sudafrica all'ultimo Gran Premio. E allora sì, diciamo che il libro viene l'idea perché c'era un traguardo importante che era quello dei 70 anni, che alla fine uno può dire mazza sono 70, però 70 vissuti come poi li ho vissuti io con anche certi tipi di pericoli corsi, uno dice beh bene, sono contento di avere 70 anni, di essere ancora qua, per cui sentite bene anche là in fondo, sì. sì, no. Per cui diciamo che il traguardo dei 70 è stata una spinta anche perché un po' me ne ero andato dal motorsport, abbiamo invece un patresino che si è messo in testa di fare il pilota, negli ultimi 6 o 7 anni mi ha riavvicinato allo sport delle 4 ruote perché ero passato un po' allo sport delle 4 zampe, che riguardava più che delle 4 ruote, e di conseguenza lui mi ha un po' riportato a parlare di motorsport, automaticamente i fans si sono riavvicinati e tutti hanno cominciato a chiedermi ma perché non ci racconti un po' com'è andata di più di quello che si sa la tua carriera, così con questi input mia moglie Francesca, tra l'altro, che conosciuta in un'epoca che lei non ha vissuto le mie corse, si è sorbita tanti dei miei racconti, quindi alla fine anche lei ha detto qua devi metterti a scrivere qualcosa per tutte le persone che ti vogliono bene, non per far conoscere anche qualcosa che magari non si sapeva.
di quello che avevo trascorso e vissuto nella mia carriera e nella mia vita in generale. Per cui siamo arrivati a fare questo libro insieme a Giorgio Terruzzi. Grande collega, grande penna, grande uomo. Grande penna, un grande amico, perché io, quando poi ci siamo visti per fare le interviste, ho tirato fuori delle foto dove io correvo in Formula 2 e lui era un ragazzino che portava la borsa a Ercole Colombo, perché è un po' più giovane di me, per cui ci conosciamo da una vita, e poi ha vissuto molto l'ambiente della mia Formula 1, quindi poteva capire tutte le cose che io gli dicevo proprio bene, perché viveva quell'atmosfera che credo il libro piaccia molto, perché parla di una Formula 1 decisamente un po' diversa da quella che stiamo vivendo in questi anni. Senti, prima che cominci la nostra chiacchierata, noi assaggeremo questo libro, non ve lo racconteremo, perché se ve lo siete comprati dovete anche viverlo più che leggerlo, perché è un libro da vivere più che da leggere. Ci sono due persone che devono salutarti, e uno è il sindaco di Badia Polesine, Giovanni Rossi. Bene, io sono velocissimo perché la serata è pregna di domande che ci saranno, la sala è gremitissima, dispiace che non ci sia ancora più posto per altre persone, ma sinceramente nessuno si aspettava un successo del genere. Però devo dire che il contesto è meraviglioso, perché so che tu la conosci bene, l'abbazia della Val d'Aosta, però mi auguro e credo e spero che tornare sia sempre bello per te. Per me è sempre un'emozione venire a Badia, perché insomma ci giocavo quando avevo 6, 10, 15 anni, e poi qui proprio qui, sì. Quel muro che c'è là è quello dove abitavano dall'altra parte, abitavo certo. io quando venivo a Badia, per cui siamo proprio a casa. E poi sono quasi 2 anni che sei diventato cittadino badiese, e quindi anche un altro applauso, perché lui di fatto è cittadino badiese. Io sto ancora aspettando l'addizionale IRPEF, ma insomma ci spero ancora, non si sa mai, no? Magari ci aiuterete un po'. Allora io spero, credo, mi auguro che questo possa diventare quasi un appuntamento fisso, cioè nel senso che magari ogni paio d'anni ci troviamo qui, o magari a teatro o da qualche altra parte, in modo che tu possa aggiornarci di quelle che sono le novità rispetto alla carriera non più tua, ma quella di tuo figlio, a cui teniamo per la proprietà transitiva come fosse la tua, e a ricordare ancora quegli anni. E li ricordo anch'io perché io ero bambino, però quando correva Patrese, perché non correva la Formula 1, correva Patrese, e quindi si guardava Patrese, perché è vero che tutti siamo tifosi della Ferrari, però c'è stato un periodo storico in cui forse, e sicuramente a Badia, si tifava per Patrese e non per la Ferrari. Ecco, quindi magari la domanda dopo sorgerà spontanea: come mai poi non siamo riusciti a tifare Patrese con la Ferrari? Ma ci sarà modo e tempo per sì, qualora ce ne fossero ancora, insomma, non ce ne sono più di libri, li troveremo. Comunque, l'ultimo ricordo, e poi vi lascio: una volta le televisioni erano in bianco e nero e si faceva fatica a distinguere le auto, perché bene o male le livree non si vedevano, e quindi correvi con la Shadow prima e con la Aros dopo. E ricordo, uno dei ricordi più belli che ho è che quando la Aros è venuta a Badia alla mostra mercato della fiera, c'era la tua macchina ed era bellissima, perché vederla dal vivo, quei colori lì in televisione non si riuscivano a percepire. Quindi il mio ricordo è quello dell'arancione, quella bellissima macchina, non so se era anche veloce, ma era bellissima. Bene, buon divertimento a tutti, e come gli abbiamo strappato una promessa, ci vediamo almeno fra un paio d'anni ancora più. Grazie. E poi c'è un altro amico che ti deve salutare, a cui dobbiamo l'organizzazione di questo evento, che è Amelio Ruzza, presidente di Scuderia Ferrari Club Rodrigo. Così si vede meglio il libro. No, io sono super emozionato perché da piccolo, sì, insomma, vedevo appunto, naturalmente la macchina rossa era sempre quella che... Però dicevo, ma io voglio che vinca, se non è la Ferrari, io voglio che vinca Patrese. Quindi mi ricordo ancora quel famoso Gran Premio d'Italia del 92, dove le sospensioni attive
hanno giocato un brutto scherzo, però sono emozionato, scusate, però insomma di fronte a Riccardo è tanta roba. Volevo solo dirvi una cosa, che noi siamo un club ufficiale e di solito trattiamo l'argomento Ferrari. Per fare l'evento chiediamo sempre il permesso a Ferrari, perché questo è un evento ufficiale, come se fosse un evento sponsor Ferrari. Di solito ci dicono: ma come mai chiamate questo piuttosto che l'altro, aggiustate una cosa, vedete l'altra. Quando abbiamo mandato su la locandina con Riccardo Patrese, tempo 12 ore, è arrivato l'ok da Ferrari. Cioè, è tanta roba, è tanta roba. Ci sono le mail. Diciamo che vabbè, Ferrari è stato un sogno all'inizio della mia carriera, poi non si è mai concretizzato. Adesso forse anche in funzione che Lorenzo ha appena corso con una Ferrari da 24 ore di Daytona, c'è un buon rapporto, ma c'è sempre stato un buon rapporto con l'ingegnere, senz'altro, e poi va bene. Direttamente ho corso per la Lancia con un motore Ferrari, per cui, cioè, in poche parole diciamo che il mio non ho mai corso per la Ferrari, forse potrebbe succedere, anzi un Patrese ha corso proprio 15 giorni fa con una Ferrari, speriamo che magari più avanti ci sia un Patrese factory driver alla Ferrari. Ma chissà, sentiremo Antonello che dice, ma mi sa che... Antonello lo sta guardando, sicuramente lo sta guardando. Molto bene, ma arriviamo anche noi, quando vedrete una flotta di vestiti di rosso che corre, non prendete pure, siamo noi. Niente, io vi lascio andare avanti perché è bello ad ascoltare la storia e magari dopo ci sentiamo per i saluti finali. Intanto grazie. Allora, tanto sapete tutto di lui, però per riassumere, 17 stagioni in Formula 1, correggimi se sbaglio, 257 Gran Premi disputati, 6 Gran Premi vinti, 37 volte sul podio, 281 punti conquistati. Il primo compagno di squadra è stato Alan Jones, campione del mondo nel 180, l'ultimo Michael Schumacher che di mondiali ne ha 27. Io un altro applauso lo farei. Allora, come dicevo prima, questo non è un libro che va semplicemente letto, perché questo è un libro che va vissuto, è un romanzo di vita, è la vita di Riccardo Patrese, che è ricca di incontri, di sfide, di tragedie, di trionfi, di uomini straordinari e di sentimenti forti. È un libro dove trovano posto sia la commozione che il sorriso, e parafrasando Oriana Fallaci sia la rabbia che l'orgoglio, perché c'è dentro veramente di tutto, ma che ovviamente questa sera assaggeremo soltanto per non togliere il piacere, insomma, di vivere questo libro. Formula 1 Backstage, storie di uomini da corsa, scritto con Giorgio Terruzzi, Rizzoli editore. Un po' l'abbiamo già accennato, però questo libro ha 236 pagine, 20 capitoli, più o meno contato, più o meno 7.000 righe, e sapete cosa c'è scritto alla riga numero 8 del primo capitolo, cioè all'inizio del libro praticamente? C'è scritto Badia Polesine. Cioè Badia Polesine è la tua griglia di partenza di questo viaggio meraviglioso. Un po' hai accennato, però Badia Polesine fa parte, è un pezzo del tuo cuore. È qui che hai cominciato forse a sognare, anche se ho visto che tu non volevi fare il pilota da bambino, però forse qui hai cominciato a sognare di diventare quello che sei oggi. Beh, certo, visto che il libro parte proprio da quando ero adolescente bambino, Badia ha fatto parte della mia vita perché la mia famiglia è di Badia Polesine. Venivo regolarmente per le vacanze sia di Ferragosto che natalizie qui a Badia Polesine, avevo nonno, zia, zio qui, e mio papà che continuava a avere l'attività qui a Badia del magazzino di genere alimentare all'ingrosso, faceva avanti e indietro da Badia, cioè Badia, mio fratello l'ha vissuta di più, perché lui addirittura anche in tempo di guerra
era qui a Badia fisso. Io invece, mio papà si è spostato a Padova con mia madre, sono nato là, ho fatto tutto lì, ma qui venivo cioè insomma, sai quando uno dice beh adesso sono in vacanza, voglio andare in un posto per divertirmi, io venivo a Badia Polesine perché mi trovavo molto bene qui. Cioè c'è chi va alle Maldive per dire. Per cui beh, allora a quei tempi non era molto sì, buono. Stavo scherzando. No, ecco, sì, cioè, non è che si usava prendere e andare per le vacanze natalizie. Io quando vengo qua dico sempre che vado in Polinesia, quindi figurati. Quindi è chiaro che per me Badia è rimasta sempre un punto di riferimento molto importante, finché poi dopo l'attività si è chiusa, un po' le vicissitudini della vita, qualcuno se n'è andato e la casa è stata chiusa e quindi tutto si è spostato come baricentro su Padova, però insomma io per Badia quando si deve venire a trovare i propri cari qui arrivo. Quindi... Ti abbiamo solo prestato a Padova, che si sappia questa cosa. Certo. Senti, il libro è dedicato a Francesca, che scrivi ha fortissimamente voluto questo racconto della mia vita. Ma è la stessa Francesca che tu volevi far morire di paura, su scherzi a parte? È sempre lei che mi ha mandato a quel paese, ma poi con tanto amore ha voluto assolutamente che io scrivessi questo libro e quindi la devo ringraziare, perché poi è stato anche un piacere scriverlo, nel senso che alla fine per scrivere un libro devi ripercorrere tutta la tua vita e quindi è chiaro che qui è venuto fuori un libro corposo con tanti aneddoti, ma ce ne sarebbero, cioè per scegliere questi ce ne sarebbero altri 10 libri per dire. Certo, è stato un modo per tua moglie per scoprirti anche, sì, no? Per scoprirmi lei, ma soprattutto me per ricordarmi tutta la mia certo. vita, che magari uno dopo non è che sta lì tutto il giorno a pensare ho fatto questo, ho fatto quello, mi è capitato certo. questo. Facendo il libro è chiaro che sono andato attraverso tante cose che magari concentrandomi mi sono tornate alla mente e magari se non l'avessi fatto erano lasciate lì nel dimenticatoio. No, ci tenevo che ringraziassi tua moglie di averti convinto a fare questo viaggio nella tua vita. Sì, no, apposta te lo citavo. Senti, sull'ultima di copertina invece hai scritto una cosa molto forte che abbiamo citato prima. Quando penso alla mia carriera ritrovo un'infinità di immagini impressionanti che mi fanno dire sono un sopravvissuto. Tu ti senti un uomo che ha vinto la lotteria della vita proprio per il tipo di sport che ti sei scelto, oppure di aver vinto una sfida perché hai scelto di misurarti con i motori e quindi sapevi il rischio a cui andare incontro? Sapevo che correvo dei rischi perché però ero anche molto, cioè i piloti di allora soprattutto eravamo molto legati, che ne so, mito futurista, nel senso che ci piaceva correre, c'era la passione, superamento dei limiti, qualcosa, la sfida anche contro il pericolo, se lo vincevi, la vincevi ti dava una particolare soddisfazione, per cui tutti eravamo fatalisti, nel senso che dice è capitato a lui ma a me non capiterà, ma si viveva in una dimensione un pochino non troppo terrena, però erano delle soddisfazioni e delle sensazioni incredibili che poi se succedeva anche il problema sapevi che eravamo tutti più o meno su questa sintonia e dovevi anche per rispetto per chi non c'era più continuare a correre, a parte che ci piaceva, il dispiacere era grande, ma si continuava con l'idea che alla fine chi se n'era andato voleva che tu continuassi, non è che certo. Sono successe anche tante volte che insomma per quanto riguarda Elio, che era stato mio compagno di squadra Elio De Angelis, insomma è stato talmente grosso il dolore che era il mio compagno di squadra e poi è spiegato anche che teoricamente dovevo farlo io quel test lì e invece lui mi ha chiesto personalmente se poteva andare. Risalire in macchina è stata molto dura, ma proprio il rispetto anche della sua perdita della vita mi ha indotto a continuare ad andare avanti. Queste immagini impressionanti che ti fanno dire sono un sopravvissuto, non dobbiamo raccontare molto, però ce ne dici una di queste immagini?
un'immagine che ti viene in mente? Immagini che mi viene in Forse mente. proprio quella di Elio insomma. Ma questo qui è uno sliding doors, si parla di molto delle sliding doors, dove tu praticamente è come che ti presentassi all'aeroporto, ti dicono no guarda il suo aereo è appena partito e dici oh, porca loco, ho perso l'aereo e l'aereo cade e tu dici se c'ero su, ciao, io dovevo essere su quella macchina che ha avuto un problema tecnico e probabilmente se c'ero io non c'ero più qui e purtroppo lui se n'è andato. Poi ho avuto degli incidenti pazzeschi che, non so, la Lancia al Nürburgring che me la sono messa in testa, che arriva Michele, mi gira la macchina e credevano che fossi morto, invece sono invenuto e poi il giorno dopo ho anche vinto la gara. Sì, ci basta questa immagine qui, ci basta questa No, ma immagine no, nel qui. senso, cioè, mi parli perché dici che ti vedi in tante situazioni dove poteva essere una fatalità tragica e invece grazie a voi anche all'aiuto dei santi, perché ci sono anche i santi che nel libro, Certo. siamo ancora qua. Senti, nella tua vita c'è tanto la vita di quelli che tu, i tuoi colleghi, quelli che tu hai sfidato, insomma, te ne cito qualcuno: Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Alain Prost, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Michael Schumacher. Scegliene uno e dici una cosa No, ma su questo. non hai nominato il peggiore, con cui c'è un grande capitolo con cui non sono mai andato d'accordo. Ma la domanda successiva era: c'era qualcuno che ti stava sulle palle? Se vuoi andiamo già per là. No, beh, certo, io ho vissuto, il libro nasce più che raccontare me e di raccontare le persone che hanno gravitato. Certo, infatti l'abbiamo E detto, quindi, sì. quindi è chiaro che quando parliamo dei piloti che hanno corso con me, parliamo di grandi campioni, non dico che erano più forti di quelli di adesso, però di sicuro con un carisma e un carattere delle volte molto, molto dominante, eravamo un po' tutti così, pure anche con i nomi più belli larghi, che le nostre regole ce lo permettevano, quindi i duelli erano molto ruvidi, nessuno di fuori ci metteva tanto il naso, cosa che invece adesso fanno regolarmente, e quindi forse era anche questo che faceva innamorare la gente della Formula 1 e dei piloti. Tutti arrivavamo anche con un'età abbastanza un pochino più avanzata, perché non arrivavamo in Formula 1 a 17-18 anni, quindi erano quasi tutti uomini un pochino più maturi, e quindi tutti e se parlavi e dicevi anche delle cose sconvenienti non ti mandavano ai servizi sociali, quindi era una cosa un pochino più che poteva anche ammiccare di più il pubblico. Però quello che ti stava sulle palle c'era, cioè non è che... No, ma non che mi stare io. Cioè, c'erano rapporti molto importanti tra te e Senna e tra te e Schumacher, anche perché siete stati compagni di squadra, insomma c'era un bel rapporto, no? Ho avuto Ma altri rapporti cui... più o meno con tutti, anche con Lauda, con cui alla fine proprio per James Hunt non ho avuto nella prima parte di carriera un gran feeling, e poi alla fine siamo tornati a essere in sintonia. L'unico con cui proprio non c'è mai stata possibilità di legare insieme è stato... Infatti, come hai visto, non l'abbiamo James Hunt, infatti come vedi non l'abbiamo invitato. No, cioè, avrebbe qualche anno più di me, ma se si conservava da un punto di vista etico in maniera migliore di quello che poi, nella maniera in cui lui ha vissuto, forse magari ci poteva anche arrivare a essere. Comunque nel libro c'è scritto perché, cioè nel libro scoprirete perché gli sta sulle palle, insomma. Ma non hai mai più... No, non è che mi sta dando sulle palle, è che alla fine insomma, era lui, sulle palle, era lui che dico... non so per quale motivo non ha mai voluto legare con me, perché io sinceramente, pur essendo stato accusato per l'incidente di Monza, dove in effetti è lui che è andato addosso a Peterson e poi tutto si è scatenato tra lui e la macchina di Peterson. E non è che sono andato a dire è colpa di Hunt, è colpa di Hunt. Lui non l'ha mai detto che è colpa mia, l'hanno detto altri colleghi a Watkins Glen, tra cui Lauda, Andretti,
Schechter, Fittipaldi, ma lui stava zitto. Poi però quando ha potuto sicuramente non si è risparmiato di parlare a me, soprattutto male di me quando ha fatto il commentatore alla BBC, dove il suo, diciamo così, collega della BBC, lui faceva la parte tecnica, diciamo così, veniva da me, scusate, quello che dice Hunt, io non lo penso minimamente, per dire, cioè io me l'hanno messo lì ma io non ne voglio sapere di quello che dice. No, ma Badia è bandito, c'è il ritratto fuori dalla città, non guanti di qui non si vede. Senti, te lo chiedo perché lo hai già raccontato e quindi non scopriamo niente delle tante cose che ci sono nel tuo libro, però io lo trovo sempre divertente, cioè il fatto che tu hai vinto il tuo primo Gran Premio a Monte Carlo non te ne sei manco accorto, che lo trovo divertente, insomma. Non scopriamo niente, per cui, ripeto, sul libro è pienissimo di storie, di aneddoti, però questa è stata, diciamo, forse una culata nelle tante sfide che ho avuto, che ho perso per strada dei Gran Premi. Quello forse mi è tornato indietro, perché se vado a vedere nella mia carriera, in tantissime occasioni ho regalato la vittoria a qualcuno, a me la vittoria non me l'ha mai regalata nessuno, nel senso che sono arrivato 19 volte secondo e quelli davanti non si sono mai fermati all'ultimo giro, mentre invece io purtroppo sì, ne ho regalati qualcuno. Quindi se vado a vedere, anche se quel Gran Premio non è che fossi tanto lontano dalla vittoria, perché ho viaggiato tutto il tempo in seconda posizione, certo. Però alla fine l'avevo perso perché mi ero girato e invece poi gli altri, uno si ferma, l'altro c'è il problema che arrivare senza benzina. Alla fine mi sono trovato a vincere il Gran Premio senza la radio a bordo, perché si correva senza la radio e quindi non sapevo di aver vinto. Con Pironi che ti ha fatto l'autostop. Sì. Al momento non fai volare. Sì, perché ero talmente incavolato, la testa pensava di dire guarda te, insomma, ho perso il Gran Premio, lui mi ha chiesto il lift, l'autostop, solo che come l'ho caricato mi sono dimenticato che l'avevo certo, subito attaccato ad andare. E quindi sei partito, e sì, voi... Sì, solo che io pensavo andare piano, però con Formula 1 fai prima, seconda, terza, fai 200 all'ora, con uno attaccato lì. Ti volava come una bandierina. Infatti mi ho tirato un cazzotto in testa e oh, se fu! Senti, però la vera invidia, sentitemi liberi, la vera invidia mia, scusami, non è che tu hai vinto il Gran Premio di Monte Carlo, che comunque è una cosa strepitosa, ma tu hai ballato con Grace Kelly. Cioè, ma stiamo scherzando, la principessa più bella di tutti i tempi, la regina di Hollywood. Con una gran classe, una grande persona, sì. Ho ballato con lei perché lei mi ha fatto ballare, grazie a Dio. E non sapevi neanche ballare, voglio dire. No, cioè io sapevo vincere il Gran Premio e sapevo certo. E sapevo che il vincitore sarebbe stato ospite al Gran Premio, per cui fortunatamente, perché speravo di essere competitivo, mi era portato il mio smoking, tutto bello, al tavolo del principe con la principessa Grace e Carolina. E a un certo punto dicono adesso il vincitore con la principessa saliranno sul palco e apriranno le danze con un bellissimo valzer. E quando ho detto valzer lì mi è stata perché ballavo il twist, ma no, certo. non lo sapevo. Ma lei è stata molto gentile, ha visto il mio sguardo che terrorizzato. E in quel caso lì mi ha detto Riccardo non preoccuparti, vieni con me stasera, guido io. Ma che meraviglia, ma che meraviglia. E abbiamo superato anche questo shock. Tra l'altro Grace morì quell'anno lì, proprio in un incidente stradale. Che sia stata al Galà e al Gran Premio, è stato anche per me anche quello un grosso shock, perché appunto ballare con la principessa e poi 4-5 mesi dopo lei non c'era più, è stato un grosso dispiacere. Senti, questo appuntamento è organizzato
dal Ferrari Club Rovigo. Ci dici qualcosa di Enzo Ferrari, del tuo incontro, del tuo pensiero? Enzo Ferrari, allora, l'ingegnere era conosciuto come un bel burbero, aveva, diciamo così, anche uno spirito abbastanza cinico in generale, perché almeno si conosceva per essere così, no? Con i problemi che aveva avuto alla 1000 miglia, i piloti che aveva perso, sembrava molto indifferente da quello che succedeva. Gli interessava che si vincessero le corse con la Ferrari, ma se un pilota veniva a mancare non sembrava essere così turbato. Non voleva piloti italiani in Ferrari proprio per le polemiche che c'erano sempre state causa degli incidenti dove piloti italiani erano morti con la Ferrari, vedi Bandini, Scarpinotti, queste cose lì. Però nel mio caso, a un certo punto nel 78, dopo la mia bella prestazione in Sudafrica, che stavo quasi per vincere il Gran Premio a 7-8 giri dalla fine, mi si rompe il motore, però insomma era un italiano arrembante, e evidentemente gli piacevo, e contemporaneamente Gilles faceva un po' di casini, quell'anno lì continuava a fare incidenti, insomma andava su 3 ruote, l'alettone che non vedeva Ce lo ricordiamo. e fa un incidente, va fuori in Giappone, muoiono 3, insomma in poche parole, come al solito la stampa gli continuava a dire: ma perché tieni questo pilota che è? E quindi mi chiama Maranello per sentire se potevo firmargli una lettera di intenti dove mi impegnavo a non prendere impegni fino all'anno dopo, perché se avesse dovuto sostituire Villeneuve gli sarebbe piaciuto prendere un accordo con me. Chiaramente io gliela firmo, mi presento a Modena nel suo ufficio, molto molto cupo, lui con gli occhialoni neri, e dico: eccolo qua, avevo solo 24 anni, per cui... Beh, intimidiva però come figura. Sì, infatti ero molto... insomma, adesso come mi succederà, però devo dire, è stato lì, vabbè, abbiamo fatto una discussione, ma dopo, nei miei confronti, quando poi Gilles vince l'ultimo Gran Premio a Montreal, che se non lo vince probabilmente io ero in Ferrari l'anno dopo, ma invece così ha ripreso forza per dire: no, io Villeneuve l'ho scelto, avete visto, ha vinto l'ultimo Gran Premio e lo confermo, quindi scioglie questo impegno che avevamo. Per altri 3 anni ha continuato a chiamarmi a casa, un po' anche perché poi io a Monza ho avuto il problema che abbiamo appena detto dell'incidente di Peterson, dove mi hanno messo sulla graticola i 3 anni di processo, quindi mi aveva preso anche in simpatia, perché forse capiva, visto certo, che gli rompevano le scatole a lui dalla mattina alla sera per questi tipi di problemi, e quindi telefonava a casa mia, dove si telefonava ancora con il telefono a rotella, Come no, certo. cioè non avevamo i telefonini, e io ero a casa e mia madre veniva e diceva: c'è l'ingegnere. E allora mi sedevo lì su una carretta e ascoltavo l'ingegnere, che parlavamo del più del meno di come andavano le corse, le cose, come stavo, come non stavo. Che meraviglia però. E quindi diciamo che nei miei confronti ha sempre avuto uno spirito abbastanza paternalistico, finché sembrava che dovessi ancora arrivare in Ferrari nell'81, e invece hanno scelto Pironi, per cui non tanto lui, penso, ma il management che c'era allora hanno preso la decisione di portare Pironi al posto mio lì, e quindi da quel momento il sogno di andare in Ferrari l'ho lasciato un po' da parte, perché per stare lì in attesa di un'eventuale chiamata ho rinunciato a un'opzione triennale di Eccleston, che mi aveva offerto quello che aveva offerto che poi ha offerto a Piquet, che è diventato campione del mondo nell'81. Allora ho detto: vabbè, qui è inutile che stiamo a aspettare ancora, e allora richiamo Bernie Eccleston, che mi aveva anche lui chiesto, appunto offrendomi questa opzione di essere un suo pilota qualche anno prima, e ho detto: mi vuoi ancora? E lì è certo che ti voglio, nell'82, certo. E non mi sono più così girato indietro aspettando la Ferrari, che poi tra l'altro ha vinto con Scheckter, ma ha dovuto aspettare fino a Schumacher negli anni 2000, perché poi insomma non ha avuto... Infatti sta Ferrari c'ha questi cicli di
vince e poi 20 anni non vince, perché Ma ormai infatti l'ultimo che è stato Raikkonen che ha vinto 2007 piloti 2008. ecco appunto. Lei c'è l'enciclopedia vivente. Quindi sono un po' di anni che forse adesso siamo arrivati anche a una possibilità, vediamo. Vabbè, comunque è un debito che salta a tuo figlio, quindi non ti preoccupare. No, mio figlio va sull'endurance, Formula 1 è un'altra cosa. Vabbè, vediamo. Ma cos'è che ha... Comunque l'endurance sta andando molto bene, ha vinto negli ultimi 2 anni, hanno vinto la 24 ore di Le Mans, quindi... Io farò un applauso anche a suo figlio, ragazzi. Ma proprio così da uno, d'affetto. Senti, ma che cos'ha la Ferrari di magico anche quando perde? Cioè, come hai detto tu, va a cicli anche di sconfitte lunghissime, ma resta sempre la macchina numero uno, la più bella, la più intanto fa importante. anche più belle macchine del mondo, non solo No, certo. da corsa, ma anche da strada, e già questo porta ad avere una popolarità nel mondo incredibile. Poi soprattutto nel passato ha vinto moltissimo e quindi alla fine secondo me la Formula 1 per esempio, che senza la Ferrari perderebbe più del 50%, Certo. perché non è solo i tifosi che siamo qua in Italia, è proprio nel mondo che ha un seguito pazzesco, per cui è un fascino particolare che senz'altro gli era creato in primis l'ingegnere, perché certo. alla fine era anche il carisma dell'ingegnere che ha creato questo mito. Senti, già che ci siamo, Hamilton alla Ferrari come lo vedi? Per una parentesi... No, io vedo molto bene, non vedo nessuna diciamo, controindicazione, perché se avrà la macchina per buttare al mondiale sarà l'Hamilton dei 7 mondiali, perché lui vuole anche vincere l'8º, quindi sicuramente non si tirerà indietro per vincerlo. Ha un compagno di squadra molto forte che è Leclerc, i due alzeranno l'asticella, siccome che mi sembrano due persone anche che riescano a rispettarsi, faranno una diciamo così, battaglia molto fair, molto leale, che porterà solo alla Ferrari del vantaggio per delle prestazioni ancora maggiori. Non è che fosse piazzata male neanche con Sainz, perché anche Sainz ha fatto molto bene, però insomma tra Sainz e 7 volte campione del monte Hamilton, con il carisma che ha lui ormai, perché Cioè l'età non pesa secondo te? non può, come fa a pesare? Ha vinto 2 Gran Premi lo scorso anno. No, Dimentichiamoci che ha vinto sì, 2 Gran Premi con una macchina che non doveva neanche vincerli, per cui diciamo che se avesse una macchina mediocre forse potrebbe essere sotto, diciamo, un ipotetico 100%, perché senza la macchina che gli permette di fare quello che lui aspira, cioè di diventare campione del mondo, forse dopo tanti anni uno sta più... Certo. Ma nel momento che avrà l'occasione, se gliela daranno di vincere, secondo me Hamilton sarà Hamilton dei tempi migliori. Senti, tu chiudi la carriera quando muore Ayrton Senna. Tu tra l'altro hai avuto un incidente nello stesso punto dove Senna morì e dovevi essere il collaudatore di Senna e decidi di chiudere la tua carriera dopo questo incidente. Ci racconti un po' questa giornata, diciamo così, che comincia in un modo, finisce in un altro e poi segna definitivamente la tua vita, quantomeno di pilota ma anche di uomo, perché è stata la tua vita fin lì. Diciamo che erano un po' di mesi che non ero più, diciamo, nella ruota che monti e smonti dalla macchina un giorno sì, un giorno no. Volevo ancora non completamente ritirarmi, anzi ci tenevo a reinserirmi dopo quell'anno un po' così contraddittorio con Benetton, con Mister Briatore, che non è che proprio mi abbia trattato tanto bene, per cui penso di dire, io ho un team dove so che nutrono molto rispetto per me, molta considerazione, hanno dei problemi perché stavano andando non troppo bene con la macchina tornata alle condizioni di macchina passiva e non con le sospensioni elettroniche. L'ultima che l'avevo guidata ero io,
per cui vado a Imola con l'idea di dire: se io mi presento lì, mi offro come collaudatore, prima di tutto rimango in allenamento, 2, posso dimostrare che sono ancora valido, se ciò fosse magari nel 95 posso rientrare a essere io il pilota a fianco di Ayrton, e tutto si è svolto che sembrava che andasse così, perché Patrick Head e Frank Williams erano entusiasti, quando l'hanno detto a Ayrton lui era entusiasta. Al sabato l'ultima persona che vedo è Ayrton, che mi dice: ci vediamo al prossimo test Riccardo, così lavoriamo insieme. Me ne vado e poi succede quello che succede. A quel punto non era più di fare collaudatore, era chiaro che la prima persona che poteva venire in mente a Frank di sostituire Ayrton ero io. E in un primo momento ho detto anche a Frank: sì, va bene, vengo a guidare, però erano ormai 2 settimane che stavo malissimo perché non dormivo più, cominciavo a pensare quelle cose che un pilota non può pensare e non pensa mai, cioè, ma se io è successo a lui, e prima pensavo: beh, è successo a lui, ma a me non mi può capitare. Adesso cominciavo a pensare: è successo a lui, potrebbe capitare anche a me. E ho sfidato tante volte la sorte, e se questa è la volta che monto in macchina, può succedere a me. È successo a Ayrton, il pilota più esperto, più bravo che ci sia. La Williams, che ho sempre reputato un team eccezionale per la cura che metteva nei particolari, nella sicurezza e tutte queste cose qui, però è successo. E se poi succedesse a me, in questo momento avevo 40 anni, non è che ne avessi ancora, cioè avevo già vissuto la mia carriera, e con tutti questi dubbi alle spalle mi sono reso conto che se cominci a pensare così non puoi ritornare in macchina e performare come ero prima, molto sfrontato, molto, diciamo così, scanzonato, no? Che non mi preoccupavo di queste problematiche. E quindi se dovevo tornare in macchina per non essere più così motivato come lo ero stato prima, forse era il momento di smettere, per cui alla fine ho chiamato Frank e gli ho detto: guarda, sai, ti avevo detto di sì, ma è meglio che lasci perdere la decisione, non contate su di me, perché non me la sento più, e in questo momento io smetto con la Formula 1 definitivamente, con grande sorpresa sua, perché dice: ma l'ha chiesto 2 o 3 volte, ma sei sicuro? Così sono sicuro, perché se non te lo dicessi non penso sarebbe giusto, perché non prenderesti più Riccardo Patrese con la motivazione giusta. Senti, tu hai vissuto tante tragedie in pista, quella di Senna è stata in qualche modo diversa, al di là del fatto che abbia segnato la tua carriera, cioè era qualcosa di diverso lui per la Formula 1? Beh, lui era molto carismatico, era un personaggio particolare. La fiction che è venuta fuori su Senna lo descrive abbastanza correttamente, perché non è che venga fuori proprio come viene fuori, abbastanza ruvidino, Certo. Era bello prepottino, in pista era uno arrogante, con cui, ma non è che fosse l'unico, certo. eravamo un po' tutti così, però voglio dire, tutti prima di questa serie televisiva lo pensavano tutti molto mistico, perché pensava a Gesù, gentile, carino, in effetti era molto affabile e piacevole da frequentare fuori dalla pista. Nella pista sapevi che avevi uno che se ti doveva dare una ruotata te la dava senza pensarci 2 volte, ed era così. Per cui poi Senna si capisce che aveva anche un carisma particolare, brasiliano, in Brasile era venerato come un dio, e quindi ancora adesso certo, perché dava la speranza, e poi era anche uno che certo, da un punto di vista sociale, soprattutto per il suo popolo, si è dato molto da fare, quindi era un po' contrastante, no? Potevi vederlo nella faccia buona, ma
noi piloti lo vedevamo anche nella faccia, e anch'io ho avuto da ridire qualche volta per qualche duello dove io pensavo di aver ragione e lui non ha detto che avevo torto, però ha detto va qua io corro così, se ti va bene, se no attaccati, cioè nel senso, hai capito? Cioè, non è che facesse tanto complimenti. In Italia, tanto per cambiare argomento, ci sono 11.130 autovelox e 11.129 sono in Polesine. Cioè, come si fa a diventare campione di Formula 1 se nasci in Polesine? Allora, in Polesine, Vendinara, no, cos'è? Volevo alleggerire Rovigo, Badia, Autovelox, ce n'è uno lì. Sono riuscito a pigliare la multa a 71 all'ora. Qua sapevo. La multa a 71 all'ora, perché 71 all'ora, cioè è la rottura di base, le calde fai. Certo. Sì, quella lì che vieni da Rovigo verso qua, a 71 all'ora mi è arrivata la multa. Senti, sempre per restare nell'attualità, questo nuovo codice della strada come lo giudichi? Perché Io sono abbastanza positivo per il fatto che cercano di creare un po' di disciplina, perché se non creiamo disciplina, soprattutto sui giovani, il problema, bisogna convincere che quando si sale in automobile bisogna essere in condizioni psicofisiche buone. Certo. Perché se no diventa molto pericoloso per te, ma soprattutto per gli altri. Quindi il fatto di inasprire un po' le sanzioni dovrebbe cercare di aiutare la problematica dell'alcol piuttosto che delle droghe, tutte queste cose qua. È difficile che poi si riesca ad arrivare all'obiettivo, perché chi lo faceva prima, non so se la sanzione più grave lo mette in condizione di non andare fuori di testa, capito quello che voglio dire? Però in qualche maniera bisogna cominciare, e io credo che tutto sommato aver, diciamo così, creato un pochino di, tra virgolette, terrore, forse qualcosa può aiutare dal punto di vista della sicurezza, perché insomma non si può pensare che te vai in giro per la strada, ti arriva uno perché è ubriaco e ti tira sotto e ti manda il creatore, quindi se c'è l'omicidio stradale lì così, piuttosto che ti ritira la patente se adesso sei un pochino, era già poco prima secondo me, ma adesso ancora meno il livello. Sì, certo. Però insomma io sinceramente sono abbastanza d'accordo. Senti, dacci uno scoop, sei tu Fleximan? La verità, quello che tira giù gli autori. Cioè, sicuramente non è che per questo non gli faccio le congratulazioni, però posso anche capire la problematica, perché delle volte si abusa su queste cose. Certo, quindi bisognerebbe trovare il giusto compromesso, un po' di buonsenso, quello che manca in generale ormai nella vita di tutti i giorni è il buon senso, il rispetto per gli altri, e quindi quando si abusa così tanto per fare, diciamo tra virgolette, cassa, non lo trovo giusto nemmeno io, e quindi arriva Fleximan che ti sega tutto. Va bene, ti segnaleremo l'autorità come sospetto dopo questo intervento qui. Siamo quasi alla fine di questa meravigliosa serata. Volevo chiederti, tu hai fatto 70 anni l'anno scorso e hai forse capito che quello che corre più veloce di tutti è il tempo. Tu hai trovato un senso alla vita dopo la vita che hai fatto, che è stata una vita sfidando l'impossibile, sfidando la morte, sfidando il destino. Sì, fortunatamente sono uno che alla fine non ho dovuto soffrire del fatto che le luci si sono un po' spente, perché quando esci di scena abituato, sai, a tutto il pasto del campione. Ma non ti è mancata la velocità più che il successo? Ma la velocità adesso ogni tanto vado a fare qualche dimostrazione, vado a Woodwood, mi mettono sulle mie macchine vecchie, quindi mi diverto con quello, non ho più l'ossessione della competizione, ma
per la velocità, non devo neanche correre per strada perché con queste occasioni non c'è. mi diverto e quindi non è quello il problema, per cui diciamo che comunque mi sono riciclato molto bene come family man, uomo di famiglia, i figli prima, i figli adesso, mi impegnano ancora molto, tutti hanno fatto sport da sempre, come lo stanno facendo adesso, quindi io cerco ancora di mantenermi abbastanza in forma per stargli dietro, perché sempre mio figlio, che cosa vuoi di così? l'ultima che è arrivata, quando è arrivata ho detto però adesso a Francesca gli corri dietro te questa, perché cioè, quando avrà 20 anni e ne avrò 80 e io dico chi che corre degli in discoteca però vabbè, Secondo me tu sei un po' della genia di Gianni Morandi, tu sei sempre così, anche tra 10, 20, 30 anni sarai sempre uguale. Senti, io di solito chiudo le presentazioni che faccio con 3 aforismi a tema, 2 o 3 serie e uno scemo, diciamo così. Io te li dico, poi tu puoi mettere il voto, che così capiamo se somiglia a quello che pensi tu. Allora, il primo è di Mario Andretti. Guidare la Formula 1 di tanti anni fa era come essere seduti su una cassa di dinamite. Questo dice Andretti. Questo lo dice Andretti. Cosa devo dire? No, devi dare un voto se dice una stupidaggine o se dice no, voto 8. 8, vedi? Sì, però bisogna parlare di Andretti. No, se vuoi sì, parliamone. puoi fare quello che vuoi. Hai letto il libro? Sì, però io cosa non lo voglio. Dice Andretti? No, io non lo voglio ma non lo voglio scoprire. Cosa dice Andretti? Da stronzo nel motorhome a Watkins Glen quando decidono di non farmi correre. Che visto che io avevo ostacolato Peterson nel premio di Svezia, se fosse lui stato Peterson avrebbe preso le mie palle, messe sul tavolo e spaccate con il martello. Vabbè, io non lo volevo dire. Vabbè, l'ho detto io, per cui voto 8 per il fatto che la Formula 1 di allora era molto pericolosa. Esatto, era questo. E voto 4 perché è un po' struzzetto. Ok. Senti, passiamo a Gramagli. Gramil. La Formula 1 è come tenere un uovo in equilibrio su un cucchiaino mentre si affrontano delle rapide su una canoa. Bella Madonna, l'hai beccata sta cosa. Per dire la difficoltà del guidare allora le loro macchine sempre a quei tempi però è ancora antecedente alle mie. Allora ridi un po', rifai la frase. Lo dico piano. La Formula 1 è come tenere un uovo in equilibrio su un cucchiaino. Appunto, a questo punto analizziamo la frase. Le macchine di allora, se tu vedi i loro filmati, erano tutte molto scivolose, quindi questo fatto di dire di tenere la macchina in equilibrio come un uovo, se l'hai inventata bella, ma può essere molto Ma non solo questo, cioè mentre si affrontano delle rapide su una canoa, cioè non solo il cucchiaino così. Sai, loro correvano in giù lì a Barcellona con tutti i salti, al Nürburgring. Certo. Quindi anche noi per le rapide. Quindi che voto gli diamo? Diamo gli 8 anche a lui. Ok. Penultima, la comica arriva dopo. Jean Alesi, non rivedo mai i Gran Premi a TV, altrimenti mi spavento. A vedere i suoi Gran Premi. No, perché cazzo c'è? Io non aggiungerei altro. È un grande amico, ma è anche forse il più grande bluff che ci sia stato, perché ha vinto un Gran Premio per colpo di culo perché qualcuno si è fermato ed è diventato quasi un mito perché sta venuto bene, poi pilota della Ferrari. Certo. Però Jean, tutto sommato, se dice che non voglio rivedere mai i Gran Premi perché di cazzate ne ha fatte parecchie. No, vedi che faccio bene la parola. Senti, l'ultimo non è scena ma è io l'ho trovata comica, di Niki Lauda, che parla sempre ovviamente delle macchine pericolose dei tuoi tempi e dei suoi, e dice: avrei preferito di gran lunga correre in Formula 1 adesso che ai miei tempi, avrei guadagnato molti soldi in più e mi sarei tenuto le orecchie.
10. Il poveretto ha avuto un incidente, ha preso fuoco, adesso cioè l'ha scampata bella, e le macchine di allora erano molto pericolose. Adesso, cioè, io uso un paragone, no? Allora, con le macchine di quei tempi lì uscivi, non sapevi se tornavi intero, se uscivi di strada era normale che andavi in ospedale con qualcosa di rotto, se te la cavavi avevi avuto una bella botta di culo perché ti era andata bene. Con le macchine di adesso, se esci è una normalità, che non ti succeda niente, proprio normalissimo. Se ti succede qualcosa è una gran sfiga. Certo. Quindi questa Tutto un altro mondo. abbastanza da questo punto di vista. L'ultima cosa, scrivendo questo libro, che cosa hai scoperto di te che non sapevi? Hai scoperto qualcosa che... Sì, ho scoperto uno che, devo dire, non pensavo che la gente si ricordasse di me con questa stima e questo, diciamo così, affetto, e questo mi ha fatto molto molto piacere, senz'altro. Beh, anche questa è una testimonianza. E ho scoperto pure che io sono anche bravo a stare qui con voi, a intrattenervi e come si dice, a colloquiare, perché una volta non ero così. No? No, ero considerato anche bello stronzetto, cioè, quindi alla fine della maturazione ho capito che posso anche essere una persona piacevole. Allora, io ringrazio il comune di Badia Polesine, con Giovanni Rossi sindaco, c'è anche l'assessore alla cultura Valeria Targa, ringrazio Amelio Ruzza, presidente della scuderia Ferrari Rovigo, che non vedo più, eccolo là in fondo, ha preso l'ultima posizione della griglia, vedi? Grazie alla libreria Agnesin Paolo di Montagnana, che ha già venduto tutti i libri. L'ultima riga era: Riccardo è a disposizione per il firmacopie libero, ormai sono andate via tutti. Vuoi le domande dal pubblico? Sì, perché no? Te la senti? Va benissimo. Allora, qualcuno vuole... Volevi la valletta? Hai trovato la valletta? Volevo l'ombrellina, volevo. Ciao Questi Riccardo. sono i mezzi che abbiamo. Ciao Riccardo, io sia in triennale di scienze motorie che in magistrale ho fatto la tesi di laurea sulla preparazione atletica nei piloti di automobilismo. Un aneddoto che ho trovato è stato che il pioniere fu Niki Lauda con dei frullati di verdure, e poi anche vedendo il libro del dottor Ceccarelli e vedendo anche dei suoi aneddoti, e parlava di Ivan Capelli, dei primi cardiofrequenzimetri, dei valori ematici. Ayrton Senna aveva il suo preparatore atletico, e tuo figlio so che si allena in Toscana. E volevo chiederti, te che hai vissuto quegli anni, appunto, quei motori turbo che erano molto, molto spinti, soprattutto al sabato durante le qualifiche. C'era qualcuno, o magari anche tu ti allenavi, se sì, come ti allenavi, vedevi qualcuno che iniziava ad affrontare l'allenamento fisico? Lauda avrà preso anche il frullato di verdura, ma secondo me il primo che ha cominciato a fare preparazione atletica sono stato io, con il mio professor Ennio Boschini, inizio anni 80, quando sono arrivate le macchine con le minigonne, e mi sono reso conto che la macchina cominciava a diventare fisicamente pesante da guidare. In più le scocche, per avere il problema, per avere una maggiore, diciamo così, possibilità di fare le ali più grandi per avere più carica aerodinamica, si stringevano sempre di più. Io ero un pochino rotondetto, e allora ho detto: qua bisogna perdere qualche chilo e darsi da fare. E con lui, che era il mio preparatore atletico, ma prima ancora il mio professore di educazione fisica al liceo, abbiamo inventato una serie di esercizi per cercare di cominciare a prepararci fisicamente. Da lì poi tutti si sono dovuti adeguare, perché
Le macchine degli anni 60 e anche 70, che avevano un carico aerodinamico molto leggero, erano macchine molto scivolose. Se scivoli, le forze, diciamo, gravitazionali influiscono poco sul tuo corpo, ma più il grip aumentava della macchina e più era stare dentro come in un ring e facevi a cazzotti con la macchina, per cui in più adesso hanno l'idroguida, guidano con 2 ditine, possono andare anche 400 all'ora in curva, ma tanto la forza che mettono è questa con 2 dita. Il nostro non c'era l'idroguida, più carico aerodinamico le macchine producevano e più lo sterzo diventava duro. Quindi negli anni 90, quando le macchine cominciavano a produrre tanto carico aerodinamico, nei curvoni veloci gli sterzi erano veramente duri da girare ed era una forza fisica che tu dovevi contrastare, e se non ti preparavi col cavolo che riuscivi a fare 1 ora e 45 senza poi subire il calo fisico, perché il problema è guidare 10 minuti, un quarto d'ora, ma 1 ora e 45 con il cuore che ti va da 130 pulsazioni a 170, perché quelli erano più o meno le pulsazioni che il cuore era sottoposto durante un Gran Premio. Se non ti allenavi eri morto, per cui si è sviluppato sempre di più questa necessità, perché se volevi essere competitivo dovevi essere anche atleta, e quindi poi tutti quanti si sono adeguati ad avere l'alimentazione giusta, i liquidi giusti, il preparatore fisico, il fisioterapista, cioè come i veri atleti. I piloti degli anni 60-70 erano più improvvisatori, cioè, potevano permettersi di andare anche in discoteca la sera, non è che fosse tanto così poi un problema della fatica fisica del giorno dopo. Alla fine, gli ultimi anni della mia carriera, io mi reputavo un atleta perché mi allenavo con dei criteri molto da atleta, sia dal punto di vista aerobico che anaerobico. Ok, grazie. Un altro volontario? Dov'è la ragazza? Eccola. Sì, senza vestirti, va bene anche. Grazie, buonasera. Volevo chiederle, sarebbero 2 domande ma le conglobo in una. Allora, lei ha guidato la Williams nel 91-92, che era disegnata da Adrian Newey. Adrian Newey è arrivato a metà 90, ho letto nella sua biografia, e poi ha guidato la Benetton nel 93, che era disegnata dal duo Ross Brown e Rory Vine. E questi 2 progettisti sono giocati ai mondiali dal 91 al 2009 anche adesso a fare macchine che vincono i mondiali. E volevo sapere che differenza sentiva il pilota tra questi 2 tipi di progetti. Ho letto ad esempio dal libro di Zanardi che con la Benetton si cercava sempre di avere un assetto preciso all'anteriore, e che era prediletto anche da Schumacher, che aveva quindi un'area scarica al posteriore. E poi un'altra cosa, lei ha guidato praticamente una serie infinita di tipi di monoposto. Ha guidato quelli a effetto sole estremizzato, quelli minigonne col fondo ad aria, ha guidato quelli un po' prima di quelli con le minigonne, ha guidato motori turbo, motori aspirati in configurazione da qualifica. Quindi quale macchina gli è piaciuto di più guidare e dava più soddisfazione guidare e portare al limite? Insomma, la domanda è quale macchina ti è piaciuta? No, ma voglio dire, se devo rispondere a tutte queste cose, siamo domani mattina alle 7, siamo ancora qua, andiamo direttamente. Va bene, allora, parliamo di 91-92 perché parliamo di Adrian Newey. Io credo che Adrian Newey sia il fuoriclasse degli ingegneri
come può essere considerato Senna o Schumacher per i piloti che ho visto io, che per me facevano la differenza anche con macchine che non erano le migliori però riuscivano a vincere. E Adrian Newey ha dimostrato da allora, quando guidavo io per lui, fino all'anno scorso che è stato in Red Bull, che negli ultimi 30 anni è stato lui il fuoriclasse degli ingegneri. Su come andassero le macchine, tutte le macchine avevano una caratteristica particolare che era dovuta un po' sì all'impostazione dell'ingegnere, ma anche da come nasceva e poi si comportava in pista. Il pilota deve saper guidare di tutto. Io mi prefiggevo che qualsiasi cosa mi si presentasse davanti la dovevo guidare al massimo. Ce n'erano quelle che andavano più forte e quelle che andavano più piano. Sicuramente quelle di Adrian Newey sono quelle che almeno dagli anni 90 in poi, perché se andiamo indietro c'erano quelli di Gordon Murray, che anche lui non è che puoi pensare che non sia anche lui un fuoriclasse, perché negli anni 80, quando c'erano le Brabham, quella dell'81, 82 e anche dell'83, e poi dopo è andato in McLaren e ha vinto anche con la McLaren. Diciamo che se parliamo qual è la macchina che mi è piaciuta di più in assoluto, negli anni 80 sicuramente la Brabham dell'82, quella con cui ho vinto Monte Carlo, e poi se passiamo negli anni 90 quella del 91, e tutti mi diranno ma perché quella del 91 e non quella del 92 che era decisamente una macchina più performante? Perché il piacere di guida era più bello quella del 91, perché era una macchina più sincera, una macchina che ti trasmetteva delle sensazioni che la sentivi bene con il tuo posteriore, con il sedere, perché poi alla fine le macchine si guidano molto con il sederino, senti quello che fanno e ti dava sicurezza, perché sapevi che in qualsiasi momento la potevi controllare. Quella 92 andava più veloce sì, ma era anche una macchina che era imprevedibile, perché arrivava, stava e quando partiva rischiavi dell'incidente. Quindi diciamo che le due macchine che mi sono piaciute di più sono quelle dell'82 di Gordon Murray e quella del 91 di Adrian Newey. Stiamo parlando di una persona che sono orgoglioso di avergli fatto vincere il suo primo Gran Premio, perché Adrian Newey, che ne ha vinti ormai non so quanti di Gran Premi nella sua lunga carriera, il primo Gran Premio è stato il Messico 91 e gliel'ho vinto io per lui. Facciamo l'ultimo? Vai. Non faccio neanche tanta strada adesso. Allora Riccardo, io invece ti volevo fare due domande. Abbiamo saputo delle tue macchine, io volevo sapere qual era il circuito, al di là a quali fascia di macchine, diversità di macchine, che ti gasava di più, che ti piaceva correre. Allora, te lo dico subito. Allora, il circuito che mi piaceva di più era Imola. Perché Imola? Perché lo consideravo come il mio circuito di casa, visto che sono di Padova e di Badia Polese. Perché cosa succedeva al Gran Premio di Imola? Visto e considerato che bene o male io sono sempre stato uno molto casalingo, che mi rilassavo molto a casa, io tutti i Gran Premi di Imola, finite le prove, prendevo la mia macchinina e venivo a dormire qua e ripartivo la mattina alle 6 per tornare a Imola per fare le prove e i Gran Premi. Quindi era anche il mio preferito, perché riuscivo a ritornarmene qua al pomeriggio verso le 6 di sera, ero a Badia, me ne stavo lì in cortile con mia zia piuttosto e mi tranquillizzavo, per cui vedi, questa è una cosa che starebbe bene anche sul prossimo backstage tour. Ma ti dico sinceramente, oltre alla caratteristica del circuito, che è un bel circuito, è sempre stato un bel circuito a guidare, anche per questa caratteristica che io, l'unico Gran Premio in tutta la stagione, potevo dormire a casa mia praticamente. Bene, grazie. E la seconda domanda era invece cosa
vorresti cambiare della Formula 1 di oggi? Una delle cose, diciamo. Allora, sono due sport un po' diversi, ma tutti gli sport hanno subito un'evoluzione, non è che solo l'automobilismo è cambiato il tennis, è cambiato il calcio, qualsiasi cosa si è evoluta negli anni. La Formula 1 di adesso mi piacerebbe, anche se andasse un po' più piano, ma non so, ci fossero più sorpassi genuini e non dovuti al DRS, cioè all'ala che si abbassa, e l'influenza di tutte queste regole, penalizzazioni che ci sono, cioè mi piacerebbe un po' tornare indietro. Non dico che bisogna eliminare tutto quello che c'è adesso, però insomma diciamo che quello che succedeva da noi era più genuino, adesso mi sembra tutto più pilotato. Cioè quello che capitava era tutto più istintivo, adesso invece tutto non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, stai attento, il sorpasso non sotterrare adesso perché lo facciamo col pit stop. Quindi mi piacerebbe che ci fosse un pochino più di spontaneità. Poi detto questo, cioè non è che siano tutti i gran premi, anche questi di adesso, soprattutto degli ultimi 2 anni, dove c'è un pochino più di movimento, di competitività. Però insomma, diciamo che a domanda preferisci questa Formula 1 o la tua, io dico la mia, sinceramente. Non c'era il DRS. No, se dovevi passare poi dovevi studiartela bene la mossa per farla, e quando non la facevi bene eri out. Adesso vedi delle volte che uno ci prova, va dritto, poi sta in pista perché tanto c'è l'asfalto, e ci riprova il giro dopo e ci riprova il non lo fanno mica. No, Imola no, ma adesso anche parecchi circuiti cominciano a tornare al vecchio stile, perché c'è stato qualche anno fa che insomma, cioè praticamente uno poteva anche sbagliare tutti i giri, ma era sempre lì, cioè dico, ma che cavoli, io una volta se sbagliavo, cioè dovevo studiarmela bene, se sbagliavo andavo a casa, perché invece vabbè, però un po' lo stanno capendo, adesso stanno tornando un po' indietro su questo punto di vista. Formula 1 backstage. Storie di uomini in corsa, Rizzoli editore. Alla fine di questo bellissimo Gran Premio della Valle d'Izza, vinto da Riccardo Patrese, io farei una bella standing ovation a Riccardo Patrese. Bene ragazzi e ragazze, se la chiacchierata è stata di vostro gradimento, se questa aria sana di motorsport che avete respirato vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Dai che andiamo, da Manuel Cosimo Muglia è tutto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!